La buca delle lettere è rossa con tanto di penna e foglietto precompilato per segnalare i casi di malasanità da imbucare direttamente in ogni ospedale. Ogni missiva verrà portata in regione e poi consegnata direttamente al presidente, che la vaglierà una ad una di persona, assicura lo stesso. C'è il modulo, c'è anche la penna, quindi non c'è necessità di procurarsi niente. Si entra negli ospedali, ci saranno questi corner, questi punti che si vedono, sono molto visibili e c'è modo di lasciare lì un messaggio, una dichiarazione oppure un suggerimento o un reclamo, come si dice, e poi verranno ovviamente analizzati e si darà corso. In una settimana di media migliaia le mail che giungono in regione con cui molti utenti lamentano e segnalano disagi e cosa non va in merito alle diverse prestazioni sanitarie anche nelle varie strutture ospedaliere, a cominciare nel dettaglio da cosa non funziona in reparto. Ecco le segnalazioni da fare con accanto i volti, con nomi e cognomi di tutti i dirigenti e responsabili della sanità e delle varie strutture ospedaliere comprese. Un investimento da 80.000 euro per i 200 espositori che entro la prossima settimana verranno posizionati in tutti gli ospedali del Veneto. Dall'altro c'è anche un totem che riporta ovviamente le foto dei direttori responsabili con i telefoni e le mail, in maniera tale che i cittadini possano anche contattare se hanno qualcosa da dire. Dati già presenti in rete che con questa campagna informativa si vuole raggiungere anche chi non ha destrezza con la tecnologia e con i computer. Di essere a disposizione del cittadino, che è il contribuente, che è colui che paga le tasse per avere dei servizi e per migliorare il servizio.